Mogliano, ore 21, alle pattuglie dei carabinieri impegnati in un'attività di controllo straordinario del territorio, arriva la segnalazione di un'auto utilizzata da ladri per mettere a segno furti in abitazione. Pochi istanti dopo, in via Tommasini, la pattuglia intercetta la vettura, una Volkswagen TR Rock bianca, risultata poi presa a noleggio. Il conducente, alla vista dei militari, si dava alla fuga, non fermandosi all'alta e procedendo sino a via Aldomoro, dove gli occupanti, 4 uomini, abbandonavano l'auto e scappavano a piedi nei campi, lasciando durante la fuga a terra un borsone. I ladri sono riusciti a dileguarsi. Nel borsone recuperato dai carabinieri c'erano diversi arnesi da scasso e dei guanti utilizzati verosimilmente per non lasciare impronte durante i furti. Sono in corso indagini per identificare i 4 ed accertare il loro coinvolgimento in altri episodi criminosi avvenuti in zona. Un periodo davvero caldo sul fronte dei furti, questo che precede il Natale. Nel mirino, oltre alle abitazioni, anche attività commerciali ed aziende. L'altra notte i ladri sono entrati per la quarta volta in 3 anni al Racquet Club di Adriano Panatta, alla Ghirada. Magro il bottino, i ladri se ne sono andati rubando il fondo cassa della palestra.